Lo SPI-CGIL di Agrigento, insieme alla Lega SPI locale, con in testa il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, e la segretaria generale dello SPI Sicilia, Concetta Balistreri, hanno incontrato il direttore facente funzioni del Dipartimento Cure Primarie dell'ASP, Ercole Marchica. Nella riunione i rappresentanti sindacali hanno elencato le criticità riscontrate nel poliambulatorio di Palma di Montechiaro, caratterizzato a loro dire da carenza di personale nei servizi di continuità e nello specifico della Guardia Medica, carenza di personale amministrativo nei servizi rivolti ai cittadini, di figure di medicina specialistica. Hanno lamentato inoltre la postazione del 118 non medicalizzata. Questo significa che non disponendo di un medico ci sono solo figure di soccorritori. Il dottore Marchica ha esposto le azioni che l'ASP sta mettendo in campo per fare fronte alle emergenze sociosanitarie del territorio, compreso il poliambulatorio di Palma di Montechiaro. L'ASP a proposito ha emanato un avviso di mobilità interaziendale pubblicato per specialisti per il poliambulatorio di Palma. Sono previste 12 ore settimanali per oncologia, 4 per angiologia, 6 per cardiologia, 6 per endocrinologia, 5 per dermatologia, 4 per reumatologia, 4 per pneumologia, 5 neurologia, 5 ore settimanali per geriatria. Marchica ha tra l'altro sottolineato che sarebbero arrivate già le prime adesioni.